Pensavo che era stavo facendo la giocata perché lasciarti la tua casa per consacrare la vita al bene del prossimo. E a tante famiglie venisti in aiuto, anche con interventi prodigiosi, per riportare ovunque serenità e pace. O nostro patrono, intervieni in nostro favore, e ottieniti da Dio. Fa che la nostra famiglia sia sull'esempio della Santa Famiglia di Nazareth, una piccola di attenzione alla sua parola, di ascolto della ispirazione che ci vuole donare, di condivisione del pane comune, e l'intercessione di Sant'Antonio ci sostiene in questa turno che si sta facendo, perché non siamo cosa hai fatto? Arrivederci, andiamo.
Padre, figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da guardare che si inebriano con il calice d'oro del vizio, i saputi, i consiglieri dei potenti, credetevelo, non si lasciano annunciare il messaggio divino. È un grande segno di predestinazione ascoltare volentieri la parola di Dio, come l'esule, il quale cerca e sente con piacere le notizie provenienti dalla sua terra, dimostra di amare la sua patria.
svolgendo insieme con noi. Dicevo, un camminare insieme che significa non essere tutti inquadrati, ciascuno ha le sue scelte, diciamo, ha le sue caratteristiche, ma ciò che ci deve spingere a dire la nostra preghiera al Padre Celeste, perché voglia estendere la sua benedizione su tutti noi e sulla nostra città. Dio Onnipotente ed Eterno, che ha costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua misericordia, infonda su di voi la sua benedizione. Amen. Nel cammino di questa vita Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Amen. Dio ascolti ora e sempre per intercessione di Sant'Antonio le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace, vi conduca alla felicità eterna. E su tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie Don Mario Bonatti e grazie a tutti voi che avete attivamente partecipato a questa processione, a questa funzione, e grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della nostra festa. Grazie.